Allora, mister Pagana si è sofferto fino alla fine, però è arrivato un risultato positivo e come prima giornata bisogna essere contenti. Sì, sicuramente il risultato era una parte importante della partita di ieri. Siamo riusciti a fare 3 punti, non abbiamo fatto la miglior prestazione secondo me, potevamo fare qualcosina in più, però per ora ci accontentiamo dei 3 punti. In allenamento stiamo facendo qualcosina in più di quello che siamo riusciti a trasferire in partita. Anche nelle amichevoli avevamo forse dimostrato qualcosina in più, però c'erano 4 esordienti, 3 che l'altro anno hanno fatto una partita in Serie B ma con minutaggi bassi, quindi diciamo che il grosso della squadra era proprio agli esordi nella massima categoria, non in Serie B, perché non è che prima avessero giocato un'altra massima categoria, venivano dal campionato juniores dell'altro anno e alcuni addirittura dagli allievi, quindi io mi ritengo soddisfatto sia per i 3 punti sia per la prestazione che comunque è stata abbastanza ordinata. Possiamo fare qualcosina in più. Che campionato dobbiamo aspettarci per questa? Finisce tutta verde. E il campionato che dobbiamo aspettarci è un campionato sicuramente difficile, intenso, vissuto intensamente almeno da parte nostra, dove dovremo cercare di strappare punto su punto ogni giornata e dare il massimo ogni giornata, come ho detto ai ragazzi. Poi dopo i risultati, quelli veri, si vedranno soltanto molto più in là. Per ora dobbiamo pensare a dare il massimo e cercare di dimostrare che la nostra linea è valida, ma è valida non soltanto per un discorso di qualità del gioco, ma anche perché effettivamente arrivino dei risultati, perché anche quelli alla fine contano, perché alla fine saremo comunque attaccabili, sì, bravi, fanno giocare i ragazzi giovani, ma poi alla fine se non c'è risultato comunque ci riduciamo a essere una delle tante. Noi vogliamo fare qualcosina in più. Sì, la prossima settimana sicuramente sarà una partita molto difficile, noi l'affronteremo come abbiamo affrontato questa qui, speriamo con quel briciolo di esperienza in più che ci dia un po' più di stabilità, soprattutto in certe situazioni, e poi dopo insomma daremo il massimo, come ho detto prima, l'obiettivo è quello, poi il risultato è una parte importante ma è conseguente della prestazione, diciamo, per noi, e questo faremo così tutte le gare.